Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Se Gloria era in pericolo, dovevano capirlo e salvarla. Il messaggio del padre della neonata morta poco dopo il parto all'ospedale Garibaldinesima di Catania. Fuori pericolo la madre dal nosocomio. Confidiamo nella magistratura. Dopo la morte di Margaret, i carabinieri del NAS passano al setaccio i centri estetici anche in Sicilia. All'ordine dei medici di Siracusa al governo restituire dignità ai professionisti per bloccare gli stregoni del web. Palermo, in manette Gaetano Savoca, l'ultimo padrino di Cosa Nostra, reggente del mandamento di Ciaculli, già condannato 3 volte per mafia e accusato di avere ripreso il comando della cosca. Ieri l'interrogazione europea di Antoci sull'utilizzo dei fondi PNRR a Catania per il verde. Oggi a Librino in corso le operazioni per sostituire oltre 4.500 piantine morte perché lasciate senza acqua. Palermo, scritte sui muri del Palazzo di Giustizia, imbrattata l'area vicina agli uffici. Tra gli slogan 104 femminicidi e i processi li fate alle vittime, indagini per scoprire gli autori. Gela, in un murales l'omaggio ad Artemisia Gentileschi, Rita Levi Montalcini e Madre Teresa di Calcutta, un'opera che celebra la forza, il genio e la resilienza delle donne. Calcio, prima il campo poi il mercato, a corner il DS rossazzurro Faggiano ha fatto il punto sul campionato del Catania. Bentrovati, andiamo a Catania. Se Gloria era in pericolo dovevano capirlo e salvarlo. È l'addolorato e polemico messaggio del padre della neonata morta dopo il parto all'ospedale Garibaldinesima. La mamma è fuori pericolo, ci fa il punto Desiree Ferlito. Per giorni ci avevano detto che era tutto sotto controllo, nonostante le nostre perplessità e le nostre sollecitazioni. Se Gloria era in pericolo, dovevano capirlo e salvarla. Rompe il silenzio così il papà di Gloria, la neonata morta poco dopo il parto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima di Catania, in una nota straziante rilasciata al nostro TG. Hanno strappato via la vita a una piccola creatura, la nostra creatura. Così resteranno nel cassetto quelle tutine rosa che mamma e papà avevano comprato per Gloria. Quella culletta che l'attendeva a casa rimarrà vuota. Chi ha sbagliato paghi, pensiero condiviso dall'ospedale Garibaldinesima di Catania, che ha aperto un'indagine interna per accertare le eventuali responsabilità del team medico che ha assistito la signora nei giorni precedenti al parto e durante il travaglio. Confidiamo nel lavoro della magistratura, così la direzione strategica dell'ospedale Garibaldinesima. Si attende la nomina del medico legale per eseguire l'autopsia. Intanto la mamma della piccola Gloria è fuori pericolo, lascerà oggi la terapia intensiva, riferisce l'avvocata Stefania Amato, che segue la famiglia. La signora è distrutta, ci ha detto, sta meglio, ma comincia a realizzare la sua enorme perdita. E dopo la morte di Margaret Spada, anche in Sicilia i carabinieri dei NAS stanno passando al setaccio i centri estetici. A Palermo, pensate, ci si organizzerebbe per dei cosiddetti filler party, feste a base di acido ialuronico. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, Madeddu, al governo dice bisogna restituire dignità ai medici per bloccare gli stregoni del web. Francesco Aloi. Tra i palazzi della Palermo Bene ci sarebbero una o più salette che diventano il centro dei filler party, feste in camere arredate ad hoc, con camerieri che servono tisane e soprattutto le punturine, acido ialuronico e altre sostanze che vengono iniettate tra un drink e l'altro, tutto senza sicurezza. I carabinieri del NAS stanno indagando a fondo, passando al setaccio l'attività dei centri medici, che a volte si trasformano in vere e proprie sale operatorie. Ma ad accendere i riflettori è anche la Regione attraverso le ASP. Bisogna evitare che si possa ripetere quanto accaduto alla giovane Margaret, morta a 22 anni a Roma per un intervento di rinoplastica. Attenti soprattutto quando prevalgono velocità e costo ridotti. Le cosiddette pubblicità sanitarie suggestive che puntano esclusivamente sugli aspetti commerciali, snaturando la vera mission della professione medica, rappresentano delle gravi violazioni del codice deontologico.
e sono oggetto di importanti provvedimenti disciplinari da parte degli ordini dei medici. Intanto i 2 medici indagati per la morte di Margaret Spada a breve saranno ascoltati dal PM e pare che Marco Antonio Procopio non abbia superato i test di medicina in Italia. La laurea l'ha conseguita in Romania e più passa il tempo, più diventa probabile l'ipotesi che Margaret si sarebbe potuta salvare. È il caso di Margaret, appunto morta per un naso nuovo, come e quando rivolgersi a un chirurgo estetico, i rischi di un intervento e l'ossessione delle giovanissime per uno standard di bellezza. Lorena Dolci ne parlerà nel nostro Sicilia 24 Focus con Maurizio Ressa, presidente della SICPRA, ovvero la Società Italiana di Chirurgia Plastica, con Paolo Murabito, direttore di anestesia e rianimazione del Policlinico di Catania, e con la psicologa Valentina Gentile. L'appuntamento dopo il nostro telegiornale alle 14.30 in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potete inviare i vostri messaggi di testo nella nostra messaggeria, nella nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Noi voltiamo pagina, andiamo a Palermo. È finito nuovamente in manette l'ultimo padrino di Cosa Nostra, Gaetano Savoca, reggente del mandamento di Brancaccio Ciaculli, arrestato la scorsa notte, già condannato 3 volte per mafia. Sarebbe stato lui a prendere le redini della cosca. Marco Gullà. È l'ultimo padrino di Palermo ed è finito in manette questa notte. Gaetano Savoca, 57 anni, soprannominato il Biondo, già condannato 3 volte per mafia, avrebbe preso le redini della cosca mafiosa di Brancaccio Ciaculli, un tempo guidata da Michele Greco, il papa di Cosa Nostra. Le indagini della squadra mobile della Sisco di Palermo, coordinate dalla DDA, diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, dicono che al vertice del mandamento di Ciaculli ci sarebbe proprio Gaetano Savoca. Le indagini hanno rilevato la costante influenza mafiosa svolta da Savoca attraverso riservatissime riunioni e incontri, soprattutto nei settori delle estorsioni, del traffico di stupefacenti, impartendo disposizioni e direttive sulle modalità attuative delle attività illecite. Tramite le intercettazioni viene fuori lo spaccato quotidiano di Cosa Nostra, come quando Savoca decise di sospendere un esattore del pizzo che non dava più garanzie di serietà. Scoppiò anche un caso per il mancato mantenimento della famiglia di un detenuto, anche lui mafioso, ma Savoca avrebbe anche curato l'inserimento di alcuni nomi di fiducia in una cooperativa della ferrovia, un tuttofare dal pedigree mafioso come alcuni boss scarcerati e che rappresentano un pericolo per la società. Incidente mortale a Messina la scorsa notte, ha perso la vita un motociclista che per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un palo della luce in via Garibaldi, ecco lo vedete, morendo sul colpo. Ci spostiamo da Messina perché a Partinico, nel Palermitano, una donna è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada davanti a una pizzeria. L'automobilista non si sarebbe accorto di nulla per la scarsa illuminazione. La donna è stata sbalzata per una decina di metri. Andiamo a un'altra notizia a Catania per la rissa in curva sud durante il derby di venerdì tra Rossazzurri e il Trapani. La polizia ha arrestato 2 tifosi catanesi di 27 e 38 anni per i reati di rissa aggravata e danneggiamento in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il caso Auteri, la Procura di Palermo apre un'inchiesta sui contributi ad associazioni vicine al deputato. Altra indagine a Siracusa, l'assessore al turismo apre un sistema da riformare, dice. Sentiamo Luca Ciliberti. Si moltiplicano i fascicoli sullo scandalo dei contributi regionali distribuiti a pioggia nato dal caso Auteri. L'ultima indagine è stata aperta dalla Procura di Palermo dopo l'esposto presentato dal deputato Ismaele Lavardera sulle minacce a corpo politico da lui stesse ricevute proprio da Auteri e trasmesse dalla trasmissione Piazza Pulita. Al momento non ci sono reati contestati, ma sembra che gli inquirenti vogliano mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che costituisce quello che è stato definito la galassia Auteri, fatta di contributi di centinaia di migliaia di euro percepiti dalle associazioni vicine al deputato. Un'altra indagine è stata aperta anche dalla Procura di Siracusa, sempre per fare luce sui contributi arrivati alle associazioni in questione riferite al deputato Ortuseo. Sulla vicenda, infine, ha acceso i riflettori anche la Corte dei Conti. L'analisi dei giudici contabili riguarda le leggi, i provvedimenti e i contributi pubblici e mira a verificare l'effettivo utilizzo di quei fondi.
La vicenda denunciata in aula da Lavardera ha assunto contorni enormi. L'assessore regionale al turismo Elvira Amata su Metropolis di Repubblica parla di responsabilità dell'intera assemblea regionale che ha approvato a maggioranza l'elenco da 8,5 milioni di euro di contributi nell'ultima manovra finanziaria. I miei uffici non hanno potuto far altro, senza poter entrare nel merito dei progetti che erano presentati, redigere un decreto che potesse mettere invece in sicurezza per quello che si poteva 8 milioni e mezzo affinché quantomeno venissero spesi e faremo le giuste verifiche per arrivare alla conclusione di tutto questo. Altro non poteva fare, quindi se qua si vuole decidere un altro sistema, un altro metodo, questo lo deve fare l'Aula per quello che compete all'Aula. Per tutti gli addetti ai lavori però sembra che il Casa Uteri rappresenti solo la punta dell'iceberg di un sistema già collaudato. Speranza Verde a Catania, Librino, sono in corso le operazioni per sostituire le oltre 4.500 piantine morte perché sono state lasciate senza acqua. E proprio ieri l'interrogazione europea di Antoci proprio sull'utilizzo a Catania dei fondi PNRR per il verde, dunque si corre ai ripari. Tonino De Mana. C'è una speranza per la spina verde di Librino e la speranza si concretizza nelle immagini che vi proponiamo. Dopo i nostri servizi denuncia che hanno portato anche ad un'interrogazione europea di Giuseppe Antoci, sono in corso le operazioni per sostituire oltre 4.500 alberelli piantati ed abbandonati al proprio destino, lasciati senza un filo d'acqua nella torrida estate catanese. Un progetto di riforestazione fortemente voluto dal Comune di Catania con fondi del PNRR che riparte da zero con la ditta aggiudicataria dell'appalto Ambiente e Natura costretta a sostituire le piantine morte. Si corre ai ripari, magari rimediando agli errori del passato che avevano portato a questo desolante scenario. Non si è salvata una sola pianta. Questa intervista, girata in piena estate, ufficializzava la morte di migliaia di piantine sul viale Nitta. Ho chiesto spiegazioni anche a chi stava piantumando gli alberi e increduli anche loro di cosa stessero facendo, perché capivamo già da subito che questi non sarebbero sopravvissuti. Lo conferma Gianina Ciancio che in consiglio comunale aveva denunciato lo scempio. Forse serviva più attenzione. Decisamente, però noi siamo qua per questo, siamo qua anche per controllare che le disposizioni e quello che è previsto dai bandi di gara e quelli che sono i fondi dei cittadini vengano spesi bene. Gli fa eco il collega Graziano Bonaccorsi. Mettono una pezza su un problema che si presenterà puntualmente, ossia quello delle fallanze, cioè le piante che non attecchiscono. Il regolamento prevede la sostituzione ove queste piante non dovessero riuscire a sopravvivere, ma la domanda è: perché non sopravvivono? Perché non mettono l'acqua. Sul viale Nitta e al boschetto della playa bisognerà lasciare acceso un faro o basterà semplicemente un gesto normalissimo: dare acqua, alias irrigare. La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto 34 lavoratori in nero, 9 irregolari impiegati in diverse attività commerciali. In un negozio un minorenne percepiva uno stipendio giornaliero di 14 euro per 12 ore di lavoro. Sanzioni sono state applicate per 480.000 euro. E adesso andiamo a un'altra pagina, torniamo a Palermo. Tribunali stupratori, spuntano delle scritte sui muri del Palazzo di Giustizia, imbrattata l'area vicina agli uffici con una serie di slogan come 104 femminicidi e i processi li fate alle vittime. Sentiamo Marco Gullà. Indagini in corso per capire perché e soprattutto chi è stato ad avere nella notte lasciato 2 scritte nella zona del Palazzo di Giustizia di Palermo per denunciare la catena di femminicidi e le aggressioni alle donne. La vergogna è vostra, tribunali stupratori e 104 femminicidi e i processi li fate alle vittime. I messaggi sembrano essere una rivendicazione in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma potrebbe essere anche una forma di protesta dopo la recente sentenza
per lo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico il 7 luglio dell'anno scorso. Questa mattina, come vediamo anche dalle immagini, le scritte sono state puntualmente rimosse. I carabinieri sono intervenuti e indagano per risalire agli autori. A Palermo sono diverse le iniziative di associazioni e non solo che nel giorno del 25 novembre organizzeranno incontri e manifestazioni per dire basta alla violenza sulle donne. Autobus e tram fermi a Palermo per 4 ore questa mattina, stop anche servizi di biglietteria e rilascio e rinnovo abbonamenti oltre ai pass. I dipendenti dell'AMAT, l'azienda del trasporto pubblico palermitana, contestano la mancanza di un piano di rilancio e di un contratto di servizio. Manlio Viola. Mattina di disagi a Palermo a causa delle 4 ore di sciopero proclamate dagli autoferrotranvieri dell'AMAT, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo di regione. Su 185 vetture impiegate normalmente per il servizio pubblico ordinario in città, questa mattina ne circolavano soltanto 30. Stop dunque ad autobus e tram, ma anche ai cosiddetti servizi a terra come le biglietterie e il sistema di rilascio e rinnovo dei pass permanenti e mensili per il parcheggio nelle strisce blu e degli abbonamenti. I sindacati denunciano l'assenza di un piano industriale e di un nuovo contratto di servizio, documenti ritenuti fondamentali per la continuità aziendale. Accusano inoltre l'azienda da una parte e il comune di Palermo dall'altra di ritardi nella presentazione di questi documenti, nonostante le promesse e una delibera di giunta del giugno del 2023 che prevedeva la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio entro il marzo 2024. Senza questo documento il valore dei servizi e dunque i pagamenti restano legati a tariffe antiche. I dipendenti dell'AMAT si sono dati appuntamento davanti alla prefettura di Via Cavour, dove hanno inscenato un sit-in di protesta per sollecitare l'amministrazione nella presentazione di un piano di rilancio dell'azienda e del trasporto pubblico a Palermo in generale. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Gela per mostrarvi la bellezza di un murales dedicato a 3 donne davvero importanti. Siamo rientrati in studio in un murales, i volti di Artemisia Gentileschi, Rita Levi Montalcini e Madre Teresa di Calcutta. L'opera parte dal progetto Strade da seguire, sostenuto dalla Fondazione Federico II, e celebra la forza e il genio delle donne. Sentiamo Gerry Italia. Nel centro storico di Gela un'area un tempo dimenticata si trasforma in simbolo di rinascita. In via Pisa il murales realizzato dallo street artist Roberto Collodoro immortala 3 donne simbolo di coraggio ed edizione. Artemisia Gentileschi, figura di emancipazione nell'arte, Rita Levi Montalcini, pioniera della scienza, e Madre Teresa di Calcutta, incarnazione di amore verso gli altri. Il murales rientra all'interno del progetto sostenuto dalla Fondazione Federico II dell'Ars, ribattezzato Strade da seguire, dedicato all'iconografia dei testimoni del contrasto alle mafie, una celebrazione degli eroi siciliani e più in generale della lotta tra il bene e il male per una cultura della legalità. Noi crediamo che esista una Sicilia differente, noi crediamo che esista una Sicilia che è fatta da Mattarella, da Boris Giuliano, da Falcone, Borsellino o da soggetti come Madre Teresa di Calcutta e quelle raffigurate oggi qui, perché noi abbiamo un'idea assolutamente differente. Presente anche il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola, che ha spinto perché il murales gelese entrasse nel progetto. Un'opera veramente bella che rimarrà alle future generazioni e si collegherà con altre città della Sicilia per dare un segnale diverso, una via diversa da eseguire ai giovani e alle generazioni che verranno. Anche l'amministrazione comunale ha risposto all'iniziativa e ha voluto supportare il progetto di via Pisa. Abbiamo voluto proprio valorizzare un quartiere, una strada che già nella quale insistono anche altre opere d'arte, proprio per valorizzarla ancora di più in sinergia con tutte le forze positive che operano nel nostro territorio. Dopo Paternò e Gela, le opere di street art legate al progetto arriveranno anche in altre città siciliane e, come ha confermato il presidente Galvagno, le richieste stanno aumentando. Nel tempo dominato dalla ricerca dell'immagine a tutti i costi, a lei non serve, perché a lei basta solo la voce. C'è il nuovo disco di Mina, del quale vi parla Emanuela Corsi. In chiusura ci aspetta il calcio con il Catania che guarda già al mercato.
Siamo al calcio, il mercato al centro dell'intervento che ieri ha fatto il direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano nella nostra trasmissione sportiva Corner, un'analisi ad ampio spettro del momento rossazzurro in vista anche del mercato di gennaio. Francesco Triolo. Un mese per le prime valutazioni, un mese per capire se intervenire, eventualmente dove e come. In casa Catania sono iniziati il bilancio. Avellino, Cavese, Taranto e Potenza saranno i test sui quali la società rossa-azzurra baserà il suo prossimo futuro. È quello che ha lasciato intendere, intervenendo a Corner, Daniele Faggiano, direttore sportivo etneo, che ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria col Trapani. Prima di queste 4 partite che abbiamo fatto male, perché non basta un tempo per fare bene, abbiamo fatto solo male, avevamo dimostrato di essere una squadra importante, che potevamo fare sempre male. È normale che i cali ci sono, io spero che sia passato il periodo del calo, non è mai semplice riprendersi, però con la spinta dei tifosi, con la spinta psicologica, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Faggiano è stato chiaro, ha detto come si aspetta un'ulteriore crescita della squadra, ma soprattutto sta ragionando in chiave mercato di gennaio. Io spero che a gennaio possiamo avere una rosa al completo, vuol dire che gli acquisti saranno di Tacchio e De Rose e Sturaro. Certo non sto con le mani in mano, no? Però dire che sto pensando a gennaio, no, mi preoccupano più Avellino e Cavese, via dicendo, che altro. Io con la squadra ho parlato, loro sanno esplicitamente dalle mie labbra che la squadra a gennaio dipende da loro. Faggiano ha anche parlato di Chirico, che resta fuori lista perché ci sono parametri economici che incideranno anche sulle scelte di gennaio. Trasferta vietata ai tifosi del Catania per la gara contro l'Avellino di sabato. Il prefetto della città campana firmerà il provvedimento nelle prossime ore. Il telegiornale è finito, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19, vi lascio con Lorena Dolci e l'interessante approfondimento del nostro focus dedicato alla vicenda della giovane lentinese di 22 anni, Margaret Spada, morta alla ricerca di un naso perfetto. Grazie a tutti e buon pomeriggio.